Varato dalla Regione del Veneto il manuale per la riapertura delle attività produttive e inviato a tutte le parti sociali, è l'equivalente del testo sacro per la cosiddetta fase 2, con una grande e sostanziale novità. Non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e a discrezione del datore di lavoro misurare la temperatura corporea del proprio dipendente. Un approccio sicuramente che è passato dal Comitato Scientifico Nazionale e quindi all'avallo di chi ha dato un parere rispetto appunto a questo tipo di approccio. Testo redatto sulla base del progetto pilota Made in Veneto con cui 8 aziende del Padovano, con 1274 lavoratori coinvolti, che si erano prestate a continuare la produzione con tutta la serie di modalità ora previste nel manuale in questione, il cui esito è stato molto importante ai fini della rilevazione della positività al Covid-19 all'interno delle aziende. Perché su questo quantitativo di lavoratori la presenza di casi positivi è del 0,4%, quindi minima. Ci sono tutta una serie di ditte che hanno chiesto di partecipare, quindi ci sarà la fase 2 con tutta una serie di ditte, sono molte, insomma, anche in tutte le province in cui poi invieremo, insomma, tutte le varie condizioni. Chiudo con così diamo anche completezza di tutti quelli che sono le attività. I controlli Spisa sono arrivati ad oggi a 7.576 controlli per circa 300.000 lavoratori.